Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo è un titolo che mischia sia la magia esoterica che la radiostesia. Useremo tutti e due per quando a un certo punto della nostra vita noi ci potremo sentire un po' scarichi e abbiamo bisogno di nuova energia per riprendere un bel fiatone e andare avanti. Quindi useremo una meditazione aiutata da un portale di luce e poi un circuito radionico e anche radiostesico che è doppia valenza. Quindi inizieremo con una piccola meditazione, un portale di luce e un circuito radionico, ripeto. Però prima di fare questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Hildegard e Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 abbiamo degli incontri, studi esoterici e comunicazioni varie. Bene, cari amici, adesso iniziamo. Prima di tutto, il vostro Marietto vi spiega come fare una meditazione della stella di Davide. Devo dire anche che ho già fatto una pillola a riguardo, però lo ripeto, così che chi non ha visto questa, non ha potuto vedere questa pillola può vedere e la può sentire in questo video, in questa pillola qua. E poi aggiungerò anche il portale di luce Adonoi per chi l'ha già seguito bene, se no lo aggiungiamo in questa meditazione e poi farò vedere un circuito dove dovreste mettere la vostra foto, il vostro nome e cognome per rinforzare questo momento, perché è una meditazione e un portale di luce, soprattutto quando ci sentiamo in un certo senso stanchi, spossati, che sembra che il mondo ci crolli addosso e cerchiamo una soluzione per prendere un pochino di respiro, perché queste situazioni possono capitare a tutti, sia uomini che donne. Bene, quindi iniziamo con questo percorso, vi chiede pochi minuti ogni giorno da fare nella vostra stanzetta. Bene, mettetevi comodi, mettetevi comodi in un letto, un divano, una poltrona comodi, magari con un training o un pigiama, sedetevi, chiudete gli occhi e iniziamo questa meditazione. Fate un bel respiro, chiudete gli occhi, con la lingua passate sopra il palato, i denti sopra e sotto, lentamente. Sentite bene, provate a sentire con le mani cosa state toccando in questo momento. Rilassatevi, con gli occhi chiusi incominciate a immaginare un prato verde a forma di stella di Davide. Provate a immaginare e che voi stiate camminando dentro. Provate a iniziare a percepire questa stella di Davide immensa, un prato immenso tutto verde. Guardate bene il colore del prato che è verde e voi che vi camminate sopra a piedi nudi. Siete praticamente in centro in questo bellissimo prato e a questo punto che state percependo i profumi, gli odori di questo prato bellissimo, voi a questo punto immaginatevi, e qui metto a video il circuito Adonoi in cui voi dovete in questo momento nel prato a forma di stella di Davide immaginarvi questo portale Adonoi, e dovete ripeterlo in questo, camminando in questo prato 112 volte, almeno 112 volte, così che in questo immenso prato verde, ripetendo questa parola importantissima che è la porta per entrare nel portale di luce cabalistico, voi possiate incominciare a percepire tutta l'energia che vi permette questa parola Adonai. Bene, a questo punto potete stare in questo posto bellissimo che è dentro di voi quanto tempo voi volete. Continuate a respirare lentamente e immaginandovi di essere su questa bellissima stella di Davide verde in un prato bellissimo, ripetete 112 volte Adonai. Quando avete fatto questa meditazione bellissima in cui vi rigenerate energeticamente, potete finire chiaramente e risvegliarvi e potete andare quante volte volete ogni giorno in questo posto bellissimo, in questo nuovo mondo che è dentro di voi.
Fatto questo, cari amici, quando vi siete ricaricati tramite questa meditazione che ha due segmenti, cioè prima la stella di Davide a forma di prato e il circuito Adonai che è impresso dentro di voi perché l'avete visto in questo prato. In questo prato voi avete immaginato questo Adonai che entra dentro di voi richiamandolo e meditandolo, no? A questo punto voi siete usciti, siete nella vostra casetta, nel vostro appartamento, prendete questo bellissimo circuito, lo vedete a monito, bene, prendete questo bellissimo circuito e ci mettete sopra una vostra fotografia, prendete una fotografia qualsiasi, no? E la appoggiate, appoggiate questa macchina radionica, questo foglio con sopra in centro la vostra fotografia e la lasciate a tempo indeterminato o fin quando non vi sentite ricarichi, così che possiate sfruttare al massimo questo momento di ricarica energetica. Questa meditazione con il portale di luce ad noi potete farlo quante volte volete in ogni posto e dove vi sentite a vostro agio. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha dato una piccola pillola per prendere un bel respiro forte quando sembra che il mondo ci crolli addosso e per continuare questo cammino insieme. Cari amici, come è finita la pillola, vi chiedo se non vi siete ancora iscritti al canale di De Gale Marietto Veneziano di farlo, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove troverete, se non avete ancora fatto, questi circuiti che vi ho fatto vedere in questa pillola. Grazie e alla prossima. Ciao!